La prima fase di lavoro dunque è la raccolta di tutte le forze nel territorio e sono quelle rappresentate in questa tavola rotonda. Il secondo passo, la creazione di una rete per far venire alla luce realtà manageriali, esempi di eccellenza del territorio, insomma imprese che hanno successo e che contribuiscono a dare un valore aggiunto al Veneto che produce. Noi vogliamo evidenziare quelle piccole realtà che operano quotidianamente nel territorio, che sanno quotidianamente riuscire a reinventarsi, a innovare sia in termini di processo, prodotto, organizzazione aziendale, che sanno quindi anche riuscire a crescere in momenti di difficoltà. Affrontare le sfide del mercato trovando la chiave giusta. La terza fase, 7 incontri in cui mettere a confronto queste realtà, ripresi e raccontati adeguatamente per comunicare poi i modelli vincenti. Il primo caso è quello di un'azienda che fa stampi metallici e che è risorta dalle ceneri dell'impresa privata da cui nasce in forma cooperativa e adesso l'andamento affidato ai lavoratori della vecchia azienda è migliore e più efficace di prima, quindi comportando non solo la salvaguardia dell'occupazione ma anche uno sviluppo imprenditoriale di buon livello. Un esempio tra i tanti, una di quelle che possa essere definite eccellenze, riguarda un'impresa della metalmeccanica che insieme ad altri colleghi appunto del comparto, legati dalla passione per il volo, hanno voluto così, partendo dal modellismo, sperimentare un nuovo prototipo di elicottero che fosse un qualcosa di meno sofisticato rispetto ai modelli che tradizionalmente vediamo solcare i cieli. Questo è un esempio di come da un'azienda di metalmeccanica classica si sia riusciti a passare attraverso l'aggregazione, attraverso la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a creare un nuovo mercato. 7 incontri informali che si terranno in un'atmosfera rilassata e creativa, coinvolti